rosso della magia, delle streghe, dei misteri, ed eccoci ancora ad Irgoli perché parleremo di chiodi e di magia in realtà con Alessandra La Fragola. Benvenuta. Grazie. Perché chiodi e magia? Cosa c'entrano? Allora, i chiodi sono, soprattutto in età romana, legati fortemente alla magia perché sono il simbolo delle divinità, quelle del destino. I romani, siamo figli dei romani, siamo superstiziosi tutti, Ancora, diciamo, esatto, siamo ancora, facciamo gli scongiuri. E continuiamo ancora ad essere superstiziosi, soprattutto in Sardegna, c'è ancora molta tradizione. E come vi dicevo appunto sono legate alle divinità del destino, perché? Perché divinità molto antiche, a cominciare da quelle etrusche, tipo Norzia, erano le divinità che erano legate appunto all'ineluttabilità e al destino delle persone. Norzia per esempio, questa divinità che poi in parte viene assimilata con la dea Fortuna, viene rappresentata, anzi ormai trasformata in dea Fortuna, ad esempio in uno specchio etrusco bellissimo abbiamo questa immagine della divinità che è pronta con un martello a infliggere un chiodo nella testa di Meleagro, perché sta praticamente decretando nel destino. Meleagro è Atalante, è un famoso mito antico in cui si sa che lui è già destinato sin dalla nascita a morire dopo che il tizzone della sua vita si sarà estinto. E questo... La conficcatura, ci sono anche le tabule, sì. No? Ci sono le tabule di Nefictiones e sono delle tavolette che potevano essere di maledizione o di benedizione. Le troviamo più raramente di benedizione, in quei casi sono dei filacteria, cioè quelli che portano bene. Quando è maledizione sono di solito di piombo, anche di bronzo, e le troviamo spesso forate perché c'erano i chiodi infissi per dare maggiore... Tutte le cattiverie, no, che si dovevano infliggere alla persona dedicataria, no, si infiggevano con questi chiodi. Esatto, perché si doveva proprio fissare il maleficio, quindi il maleficio era espresso nell'invocazione orale all'interno della tavoletta. La tavoletta poi veniva piegata su se stessa e chiusa con uno o più chiodi, per dire tu non sfuggi. Quindi dalle Janas alle fattucchiere, finiremo poi con, insomma, in periodo cristiano, con la Santa Inquisizione che insomma anche filmicamente le streghe bruciate, però in realtà anche la letteratura ci parla di momenti nei quali le streghe, no? O grandi giganti che combattono, che cercano di uccidere delle streghe, che però insomma non ci riescono. Penso al Trimalchione per esempio, certamente. no? Stavo andando lì. Ma siamo ad Irgoli. Campanelle e chiodi, che cosa abbiamo nello specifico? Perché vale la pena venire ad Irgoli? Allora, Irgoli direi che è veramente interessante dal punto di vista appunto della conservazione di questi chiodi. Non sappiamo in realtà purtroppo i dati di provenienza. E questo, lo dico sempre, è ovviamente a grande svantaggio della scienza perché ci darebbero tanti input in più e tante notizie fondamentali. Il più importante che abbiamo qui nella collezione è questo chiodo iscritto in cui c'è scritto sopra Felix Prisci. È un chiodo che è stato ribattuto, normalmente su una sezione quadrangolare, questo è stato ribattuto, è diventato sono come... più o meno sempre così, esatto. Invece quello è stato ribattuto quindi perché probabilmente è stato ancora più facilmente infisso in qualche luogo sacro, questo è probabile, perché la scritta Felix Prisci vuol dire io sono, tipo, è felice, probabilmente Liberto di Prisco. E questo qui ci aiuta anche per il tipo di scrittura. Ho consultato naturalmente anche gli epigrafisti, oltre perché certo. È una ha la sua scrittura, specializzazione. esatto, è una capitale onciale come tipo di scrittura che comincia dal III secolo e noi sappiamo infatti avanti o dopo? Dopo, scusate, dopo Cristo, ed è quindi un'invocazione, cioè praticamente siccome sono legati al destino, evidentemente questo Felice aveva avuto un destino fausto e quindi ringraziava gli dei, ha dedicato in qualche tempio che doveva essere in queste zone la sua dedica. Una specie di ex voto? Esatto, è una specie di ex voto e quindi abbiamo però un pagano. O poteva essere anche un cristiano? Troviamo chiodi anche dedicati da cristiani, di solito però abbiamo espresso la formula che si guarda agli arcangeli, l'arcangelo Gabriele, eccetera. E in questo caso probabilmente è ancora pagano, però essendo già anche in età cristiana, partiamo dal III secolo, questo chiodo può essere ascrivibile dal III al V secolo d.C., potrebbe essere anche dedicato già da un... Campanelle. Le campanelle sono formidabili perché soprattutto queste piccole che sono miniaturistiche sono campanelle che di solito
vengono rinvenute in tomba, non sempre. In tomba sono perché sono i cosiddetti tintinnabula, cioè venivano messi per allontanare il malocchio. E quindi è proprio perché sono elementi sonori, il suono serve sempre per allontanare il male. Ancora oggi facciamo rumore, quando abbiamo paura del buio facciamo rumore. Esatto. E quindi, cantiamo, no? I bambini cantano. E quindi certo. c'è sempre questo rumore delle campanelle, veniva messo nelle sepolture oppure come tintinnabula, cioè come campanellini per le lucerne. Intorno alle lucerne perché portavano bene. Portavano nelle bene case, le lucerne, quindi le la grandi luce. lucerne in bronzo per esempio avevano spesso questi tintinnabula fatti anche a campanellina, se no con altri motivi apotropaici tipo il piccolo fallo oppure una mezzaluna, e servivano per allontanare il male. Erano molto superstiziosi? Tantissimo, è una tradizione che troviamo ancora noi adesso studiando. Ci siamo accorti ad esempio che in Sardegna le rezzettas o le pungas, appunto, che sono delle cose protettive che vengono messe sul corpo all'interno dei vestiti, vengono come tradizione da molti di questi un oggetti paganesimo scaramantici. che è stato poi acquisito in età cristiana, esatto, ma di spesso, nascosto spesso, sì, perché la Chiesa già lo proibiva. Come dire, la scaramanzia è una cosa intima, e c'è una particolarità, le astine. Sì, esatto, questa l'ho scoperta da Ergoli solo oggi. Si tratta praticamente di un'asta di chiodo che però ha perso la capoccia. Mi ha incuriosito subito perché spesso queste aste, cosiddette astine, erano astine divinatorie, cioè venivano usate per gettarle, come si fanno poi con gli astragali oppure come si fa in età più recente con i dadi, per estrarre la sorte, il destino. Infatti si chiamavano sortes, e questa, ora l'analizzeremo, sembra proprio avere delle incisioni e forse anche un'iscrizione. Di solito sulle 4 facce ogni faccia aveva un motivo diverso, che erano i caracteres, cioè delle funzioni simboliche di alcuni di questi significati che ancora non si riescono bene a capire, perché erano spesso anche simboli e basta, oltre che scritte. Non abbiamo testi letterari che ci raccontano l'intimità della scaramanzia, ancora una volta. Perché era sempre ancora molto sommessa e fatta molto, addirittura spesso al buio, venivano dedicati anche con il crepuscolo. Addirittura. Chiodi. Malaugurio, buon augurio, ma anche chiodi nelle tombe. Allora sì, spesso abbiamo dei chiodi in tomba che non sempre sono legati alla chiusura di casse o di lettighe funebri, anzi molto più spesso ne troviamo solo pochi, 1, 2 o 3, e sono posti sopra di solito al torace o altre parti del corpo, che servono per fermare il defunto, in modo da dirgli, è come un dirgli: tu rimani qui, buono, e non venire a disturbare i vivi. D'altro lato può anche servire in caso contrario per dire semplicemente riposa in pace e non uscire da questa tomba, ma per tua protezione, per tuo benessere. Con la punta in su invece per i bambini? Sì, quando li troviamo vicino agli estremità, ad esempio del corpo, con le punte in su, di solito vuol dire che hanno una filatterica, cioè di protezione, il contrario, cioè assolutamente per proteggere il bambino o comunque il defunto dagli spiriti maligni, in modo che non gli si avvicinino e lo lasciano dormire in pace. E allora aspettiamo il rosso del tramonto per tutto ciò che ha a che fare con la scaramanzia, le nostre preghiere e... No, malefici no, noi siamo troppo buoni, non ne facciamo. Ad Ergoli alla prossima volta.